Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Al nuovo governo, fresco di giuramento, un ultimatum da quel Veneto che perde la sua rappresentanza. Tante le promesse fatte dal Premier, adesso le imprese scese rumorosamente in piazza Roma martedì scorso sono pronte a presentare il conto. È una necessità assoluta che si faccia delle scelte definitivamente diverse, altrimenti siamo incapaci di avere una ripresa. Assolutamente non ci sarà un futuro per questo Paese se anche questo governo sbaglierà. Sono convinto che una regione come il Veneto, che dà molto all'Italia in termini di imposte, debba avere anche una rappresentanza migliore di quella che ha avuto fino ad oggi. Deluso il presidente veneto di Confindustria Roberto Zuccato per la composizione della squadra di governo, ma gli industriali restano cauti e aspettano prima di esprimere un giudizio. Possibilisti gli artigiani di Treviso. È un governo fatto di giovani, di donne con tanto entusiasmo, adesso li proviamo alla prova dei fatti, nel senso che verificheremo se faranno cose utili per il nostro Paese. È giusto dar fiducia a chi si prende una responsabilità del genere, ma giorno per giorno dobbiamo essere poi capaci di valutare sui fatti. Finora, negli ultimi 3 anni, lo diciamo sempre, siamo stati delusi al 100%, sia per le scelte strategiche sia per le scelte di giorno dopo l'altro. E mentre rompe il silenzio via Twitter l'ex ministro veneto Flavio Zanonato, che prima cita il quinto canto dell'inferno dantesco, non impedirlo il suo fatale andare, riferito sibillinamente forse allo stesso Renzi, poi augura un fortissimo in bocca al lupo al suo successore Federica Guidi al Dicastero dello Sviluppo Economico. Intanto in furia il toto sottosegretari, in corsa tra i papabili il neosegretario veneto del Partito Democratico, il bellunese Roger Demenec, renziano della Primora, fedelissimo del Premier. Lui smentisce per ora, ma insistenti voci lo danno sottosegretario all'ambiente. Nel frattempo, contro 2 ministri chiave come Piercarlo Padoan e la stessa Guidi, la dura critica delle imprese venete. Da quando ci sono i ministri tecnici le cose sono sempre peggiorate. Avrei preferito un ministro politico, perché le scelte che sono da fare non sono tecniche ma sono politiche. Basta tecnici, ne abbiamo già avuti a bisogno. I danni si vedono.